Sabato 10 maggio ben ritrovati all'appuntamento con le news di Prealpina. Il notiziario si apre con la cronaca nera, lite al bar nel centro di Varese e colpo di pistola che ha ferito un cliente. Ci racconta tutto Massimiliano Martini. È stato interrogato oggi in carcere dal GIP il 44enne di Vibo Valentia, arrestato dalla Polizia di Stato giovedì mattina all'indomani della lite in un bar del centro di Varese, conclusa con un colpo di pistola che ha ferito a una gamba un altro cliente del locale. Un colpo partito a quanto pare accidentalmente che per fortuna non ha provocato gravi lesioni all'immigrato, che ha avuto la sfortuna di trovarsi nella traiettoria del proiettile. All'uomo viene contestato il reato di porto abusivo di arma da fuoco, una pistola semiautomatica che non è stata trovata. Sul pavimento del bar invece c'erano bossolo e ogiva e ci sono testimoni che lo hanno visto con la pistola in mano. Da qui l'arresto eseguito dalle pattuglie della questura grazie anche alla collaborazione di un carabiniere fuori servizio che, raccolta la nota di ricerca della BMW con cui l'uomo si era allontanato dal locale, ha incrociato quella macchina a Casbeno e allertato i poliziotti che stavano indagando sull'episodio. Oggi prima giornata della sesta edizione di Ecoran Varese, con l'allestimento in piazza Montegrappa del Villaggio dello Sport, la pedalata in città e la salita alla Torre Civica, dove era presente una mostra di moda. E domani mattina le corse competitive e amatoriali, il servizio di Adriana Morlacchi con le immagini di Agenzia Blitz. Oggi è stata un successo la prima giornata della sesta edizione di Ecoran, la manifestazione di Varese che mette al centro sport e benessere. Un gran successo per lo Sport Village in piazza Montegrappa che ha coinvolto centinaia di giovani e famiglie. Partecipato anche il torneo School Cup e un po' di commozione ha accompagnato la pedalata di 12 km che si è snodata nelle strade della città in memoria di Rossana Chiodi e Alberto Minazzi. Anche la moda ha avuto la sua parte con la Torre Civica, in cui gli studenti dei corsi di moda dell'Isis Newton di Varese hanno realizzato una mostra evento a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. E a domani la festa continua ed entra nel vivo già dalle 9 con le gare di corsa, a cui sono attesi oltre 1500 runner. Attenzione alla viabilità. Via Volta, Corso Moro, Piazza Montegrappa e Via Marcobi saranno chiuse al traffico, così da consentire a sportivi e cittadini di vivere una giornata green. Le strade interessate dal passaggio delle corse saranno invece chiuse dalle 8 alle 12. Ha debuttato oggi a Busto Arsizio MyFiber, al Museo del Tessile, un laboratorio di creatività, idee e tessuti che terrà compagnia e caratterizzerà la città fino all'8 giugno. Apertura con l'arte religiosa, il servizio della redazione e le immagini di Matteo Canevari. Inaugurazione oggi per MyFiber a Busto Arsizio al Museo del Tessile, un laboratorio di creatività, idee, tessuti che terrà compagnia fino all'8 giugno. Il debutto con Mini Art Textile 2025 è all'insegna dell'arte religiosa nella forma sua più intima e rituale. Si intitola infatti L'arte come preghiera e l'allestimento è curato da Arte di Como, in cui i mini tessili provengono da 27 paesi e dialogano con il sacro, la luce e la materia. La Camera Penale di Varese compie 40 anni, ha celebrato ieri la ricorrenza nel Salone Estense con gli avvocati che la fondarono nel dicembre 1984, tra questi anche l'attuale Presidente della Regione, Attilio Fontana. Per noi c'era Angelo Puricelli di Agenzia Blitz che ha intervistato il Presidente, l'avvocato Fabio Margarini. Alla fine del 1984 venne costituita da 8, poi diventati 10 soci fondatori, rimasti ormai per noi, a distanza di così tanti anni, quasi nell'ombra. Desideriamo festeggiare questo 40° compleanno ricordandoli e ricordando quella intuizione che ebbero in allora nel associarsi e costituire un'associazione che di lì a breve, assieme a tante altre camere penali territoriali, diventerà l'Unione delle Camere Penali Italiane, che è l'organismo forse più rappresentativo e più autorevole dell'avvocatura penale in ambito nazionale. Questo fu veramente un tentativo di una presa di coscienza della categoria. Eravamo amici, eravamo sempre insieme, ma non c'era una coscienza di una rappresentanza della categoria. L'arte non serve solo a decorare, così gli studenti del liceo artistico Frattini hanno voluto lanciare un messaggio realizzando 2 panchine rosse, un grido silenzioso contro la violenza di genere. Questa mattina l'inaugurazione in piazza 20 settembre a Varese. C'era per noi Andrea Cogotti, che
che ha intervistato Nicoletta Magnani, vicepresidente del Circolo degli Artisti, con cui è nata una collaborazione. Siamo veramente felici come Circolo degli Artisti di Varese di aver aperto questa collaborazione con i ragazzi, in questo caso col liceo artistico, che ha realizzato questa panchina dove siamo seduti in questo momento per sensibilizzare la comunità riguardo al problema della violenza contro le donne. Ma soprattutto per noi del Circolo è l'occasione di creare un ponte generazionale e di avere qualcosa sia da dare che da imparare da questi ragazzi che hanno una sensibilità incredibile e di cui siamo molto orgogliosi. Consigliamo anche a tutti di venire a vedere i progetti realizzati, che sono uno qui, dove ci troviamo, in piazza 20 settembre, uno in Villa Augusta e uno proprio di fianco al liceo. È stata inaugurata questo pomeriggio al Palazzo Leone da Perego di Legnano l'Essenza del Segno, la mostra di pittura figurativa con le tele di Sant'Onania. Laura De Fendi ha parlato con l'artista e con l'assessore alla cultura Guido Bragato. L'essenza del segno è 1. La libertà interiore emozionale, 2. è la gestualità senza nervosismo, la gestualità spontanea, ecco, dove nasce dalle tue esigenze di voler non dire qualcosa, di essere te stesso. Poi gli altri devono essere se stessi quando guardano un'opera. Un grande, un ragazzo giovane, 15 anni, che adesso diventerà santo, lo ascoltavo mentre parlava e mi ha detto: noi siamo nati liberi, non possiamo morire fotocopia. Di nuovo a Leone da Perego, di nuovo con la pittura. Era tanto tempo che non ospitavamo una mostra di pittura qua a Leone da Perego, con Sant'Onania, che esattamente è nato in Sicilia, ma è legnanesissimo, è presente nella storia della cultura e dell'arte di questa città negli ultimi decenni, e ci sembra giusto e bello omaggiarlo con questa mostra antologica che lo racconta e ne racconta l'essenza. Ora la linea a Giulia Milani con le anticipazioni delle notizie che troverete domani sulla Prealpina, in edicola e sui supporti digitali. Grazie Massimo. Sulla Prealpina di domani un ampio approfondimento di economia. È stato firmato il nuovo contratto nazionale del tessile e Sergio Tamborini, presidente di Confindustria Moda, parla del ruolo nevralgico di questo campo nella provincia di Varese. Il tessile è sotto pressione e privo di aiuti concreti dal governo. E poi a Varese torna l'allarme furti. Dopo la raffica di colpi a Bobbiate nei rioni di Avigno e Velate si è aperta un'iniziativa di volantinaggio porta a porta per sensibilizzare la comunità sull'importanza della partecipazione ai gruppi di controllo del vicinato. Tornano i riflettori su Remigration Summit, il ritrovo anti-immigrazione dell'ultradestra. Dopo il no di Somma Lombardo, gli organizzatori non si fermano e ripropongono la loro volontà di organizzare la manifestazione in provincia di Varese. Per lo sport, ampio spazio sarà dedicato ai risultati della sfida dell'andata dei play-out della Pro Patria, che si sta giocando in questi minuti la salvezza contro la Pro Vercelli. E poi tutti i commenti in vista dell'ultima partita della stagione dell'Open Job Metis, che giocherà domani a Venezia. Come ogni domenica infine le consuete rubriche, una pagina dedicata al terzo settore e 2 pagine alla salute, con un focus sull'invecchiamento causato dal lavoro notturno. Grazie Giulia, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento a domani sempre alle 19 e vi auguriamo una buona serata.